Una è andata ad un solo passo dal tricolore, l'altra esordisce oggi nella massima serie. Buonasera amici di Fanner dal Circolo Sport City, si gioca la prima giornata della Lega Calcio 8, in campo ci sono la Golbet Calcio 8 e il Peperino. Non ho capito. Golbet Calcio 8 in maglia azzurra, attacca da sinistra verso destra rispetto ai vostri monitor. Peperino Calcio 8 che ha dominato il girone al Circolo Calasanzio della Serie A2, attacca da destra verso sinistra in maglietta rossa e numeri sulla maglia color oro. Andiamo alla lettura delle formazioni per il Peperino. Annibaldi, Conti, Fonso, Giovannetti, Grupescu tra i pali, Giovannetti, Fonso, Lorenzi, Piras, Roberti, assente Carlo Quattrocchi, il bomber del Peperino Calcio 8, e Bertesci, Lorenzo con la maglia numero 11 per la formazione invece finalista di Cencetti. Si schierano Angelè con il 22, 19 Carboni, 99 Tommaso D'Anversa, De Marco, De Prai Luca con il numero 1 in porta tra i pali Opara, con il 10 Galassi, Garofolo, Maroder, Morezzi, nuovo acquisto della Golbet, Princi, Galli, Sterbini, Stornelli, Stufa e con il numero 7 chiude la lista Andrea Tubani. Andrea Tubani schierato proprio sull'out di destra, qui sotto la nostra postazione, mentre la Golbet addomestica il pallone al cerchio di centrocampo proprio con il nuovo acquisto Mauro Maurezzi, che perde il pallone, chiede scusa alla propria retroguardia, primo brivido per il Peperino. Tranquilli, tranquilli. Morezzi in mezzo al campo addomestica il pallone con il ginocchio, poi lo da dietro, pressato, allarga sulla destra e riceve la sfera Tubani. Ancora Tubani che gioca sulla corsia di destra con la maglia numero 7, adesso converge verso il campo, scarico sulla sinistra per il numero 16 Daniele Stufa. Ancora Morezzi, pensa in un primo momento al cross con il sinistro, poi allarga ancora per Tubani, elegante stop di Tubani che va con il sinistro dopo essersi portato il pallone sul suo piede non preferito per il mancino. Golbet comunque pericolosissimo in questo avvio, soprattutto sulla corsia di sinistra. Siamo stretti però, Rinvio dal fondo che deve ripetersi. Grupescu era andato con le mani, ovviamente quando il pallone termina al di là della linea di fondo si deve rimettere in campo con i piedi. Opara, pallone che scorre sulla sinistra, sempre Morezzi in mezzo al campo che invoca il pallone, si va da Daniele Stufa sulla corsia di destra. Morezzi, Stufa, sembra essere messa molto bene in questo avvio di gara la formazione ospite qui al Circolo Sport City, formazione di Daniele Bonetti. dai, facciamoci vedere però, L'importante è che Fabrizio. Stufa, Vai Marco, vai. pallone sulla sinistra, ancora Morezzi in mezzo al campo, sfila la sfera pericolosissima, non riesce Lorenzo Princi Galli arrivare sul pallone con i tempi giusti. Scorre adesso il pallone tra le gambe di Mirko Sterbini. Eccolo ancora Sterbini con la fascia da capitano. Princi Galli lascia scorrere la sfera, sbaglia in questa scelta il numero 11. Daniele Stufa, Stornelli, Princi Galli, Garofolo sulla sinistra, riesce a tenere viva la sfera. Morezzi in mezzo al campo, sfila la sfera per Tubani, uno dei giocatori più pericolosi nell'uno contro uno di questa lega. Dai, facile Mirko. Sterbini, Princi Galli, ancora movimento incontro, scusate, di Stornelli, poi Morezzi, Garofalo, ha spazio per salire con la palla, preferisce andare per vie centrali da Tubani che
fa secchi due avversari tornando verso la propria porta. Stufa, non riesce con il colpo di tacco, pallone termina in rimessa laterale. Sta provando la Colbert ad accerchiare la retroguardia del Peperino Calciotto, mentre c'è il primo tiro verso la porta di Morezzi. Esordio dell'ex Bacci Immobiliare, con una delle formazioni sicuramente favorite per andare a giocare lo scudetto. Sono 2 anni di fila che viene sconfitta in finale la formazione di Cencetti dal Cotton Club. Cotton Club che ha disputato la settimana scorsa la finale di Supercoppa contro il CJ che ha portato a casa la vittoria con il gol di Simone Mirante direttamente da calcio di punizione. Tubani viene a prendersi il pallone nei pressi della linea del centrocampo. Carboni, Garofalo sulla sinistra, uno sguardo al centro, parte il cross, c'era in agguato Princigalli sul palo lungo. È il primo calcio d'angolo dell'incontro, si incarica della battuta Enrico Stornelli, andrà con il destro. Tubani viene incontro, Stornelli lo trova, va Tubani con il sinistro, manca il contatto con il pallone, può ripartire quindi in una delle rare occasioni il Peperino Calciotto, che lo fa bene sulla corsia di sinistra con Annibali all'1 contro 1, fermato con fisico ed esperienza da Stufa Daniele, che si prende gli applausi della propria panchina, mentre Princigalli si è spostato sulla corsia di destra, ha invertito la posizione con Andrea Tubani, che adesso lo potete vedere in mezzo al campo. Eccolo che riceve il pallone in mezzo a una gabbia di maglie rosse. Carboni va in verticale con il lancio lungo, pallone che non filtra. Ancora Carboni, ottimo anche in fase di copertura. Rimessa laterale per il Peperino Calciotto, che può respirare. Sofferto questi primi 7 minuti di gara, non ci sono stati reali problemi però per quanto riguarda il numero 1 della formazione esordiente in questa lega, che adesso perde il pallone con Morezzi. Doppio passo di Morezzi, si porta la sfera sul destro, colpisce in piena schiena il difensore, può ripartire Anniballi, fermato da Anniballi. Carboni, Stufa, salta secco un avversario, Stufa va con il destro, pallone che passa sotto le gambe dell'estremo del difensore centrale, scusatemi. Rimessa laterale, Colbert che rimane quindi in zona d'attacco. Princigalli cercato ma non trovato. Niballi recupera il possesso, fa fatica il Peperino Calciotto a superare il centrocampo con il pallone tra i piedi. Sale Piras sulla corsia di sinistra, il pallone è indirizzato proprio al numero 23, Daniele Stufa. Tubani può dare all'1 contro 1, è pericolosissimo Andrea Tubani, prova a saltare il primo, non si può sorprendere. Poi Morezzi con il tocco sotto, ottimo pallone all'interno dell'area di rigore, la rovesciata, scusate, la mezza girata, ma c'è l'ottima respinta di Gropescu. Ha provato Enrico Stornelli con la mezza girata di sinistro, ottima palla in mezzo di Mauro Morezzi. Adesso Tubani sbaglia il controllo, poi arriva lo stesso sulla sfera, si ferma, pallone dietro, il tiro alto sopra la traversa. Dai, prendiamoli. Garofalo allunga il piede. Annibali, ottimo ancora l'anticipo di Stufa. C'è il movimento di Princigalli, eccolo che riceve il pallone con il petto, lo addomestica con il sinistro, prova ad andare sulla linea di fondo, viene fermato ancora in possesso del pallone, tenta lo scavetto ma regala il pallone a Giovannetti, che fa ripartire i suoi, che fanno molta fatica a riversarsi in avanti.
10 minuti sono trascorsi qui allo Sport City nella prima giornata di campionato, che ha visto come primo incontro Atletico Fiumicino Hammers terminato sul punteggio di 2-2. All'ultimo secondo ha agguantato il pari l'Hammers FG Consulting. Moretti si va benissimo sul sinistro. Garofalo, pallone largo a destra, Princigalli va all'1 contro 1, attacca la linea di fondo, si trascina il pallone oltre la linea laterale, rimessa quindi dal fondo. Va bene, dai. Girati. Marius Gropescu, protagonista sull'intervento in precedenza sulla semi rovesciata di Enrico Stornelli, rimessa laterale. Daniele Stufa, Morezzi, Carboni, Stufa, Morezzi, Carboni, Tubani tra le linee, riceve la sfera, palleggio di Tubani, va con il destro, pericoloso Grupescu, la palla resta lì, poi arriva Princigalli e spreca tutto con il mancino. Dai Marco, dai. Andiamo. Giovannetti, Tubani contro Piras, la meglio il numero 23 in maglia rossa che conquista il calcio di punizione battuto verso Anniballi, uno sicuramente degli uomini più pericolosi del Peperino Calcio 8 in assenza di Carlo Quattrocchi. E anche dal numero 9 ci si può aspettare qualcosa, ovvero Roberto Roberti. Carboni capisce tutto, si mette sulla traiettoria del pallone, poi fa ripartire i suoi. Garofalo sulla sinistra, ottimo il numero di Garofalo che finisce giù, calcio di punizione. Carboni, filtrante ancora per Princigalli che non passa, poi Anniballi, stop con il destro, pallone che scivola sul nuovo terreno dello Sport City. Ricordiamo è stato fatto quest'estate il manto erboso del nuovo campo di calcio 8, uno dei più grandi di tutta la Lega. Carboni con la testa, appoggio facile per Morezzi, subisce anche un colpo, si scusa l'avversario, poi Stornelli non riesce a ricevere il pallone. Morezzi di testa, Tubani, ginocchio, poi si porta il pallone sul destro, accelera il numero 7, ancora Tubani, fa secchi due avversari e c'è il calcio di punizione da posizione interessantissima guadagnata da Andrea Tubani. Ma scusa, ma sa fischiare come fa a dar fallo lì? Dai, fa niente, dai, gioca! Far fallo ti perde tempo! Perché? Gioca tu, Io fai tu Punizione qualche metro più indietro da dove si era fermato Andrea Tubani. Sul pallone c'è Mauro Morezzi, sicuramente uno dei colpi di mercato più importanti avvenuti quest'estate all'interno della Lega Calcio 8. Sistema la barriera Gropescu, 4 uomini per lui, muro proprio sulla linea dell'area di rigore, prende la rincorsa Morezzi, va morbido Morezzi, pallone sopra la traversa. di qua, Giovannetti, pallone in avanti, lotta Lorenzi, riesce a scaricare per Anniballi, pressato da due avversari, ancora Anniballi, perde il contatto con il pallone, ottimo l'aiuto anche in fase di difesa di Princigalli, ha avuto sul suo sinistro il pallone del vantaggio, non l'ha sfruttato bene il numero 23, Garofalo. Sovrapposizione di Princigalli, eccolo servito, dentro arriva Tubani, va con il sinistro, svirgola, ancora Andrea Tubani,
C'è stata la deviazione secondo il direttore di gara da parte di uno dei ragazzi in maglia rossa, quindi sarà calcio d'angolo il secondo in favore della formazione di Cencecchi. Corner battuto, arriva tempestivo Daniele Stufa, non riesce a inquadrare la porta con la testa. Dai, oh! Dai ragazzi, dai! Carboni con il petto elegante verso Morezzi, Tubani si alza la sfera, non riesce ancora a superare il diretto avversario che sta facendo una grandissima partita. Poi Tubani in copertura strappa la sfera, ancora Tubani sulla destra, Princigalli, Tubani taglia al centro, Princigalli va con il doppio passo, finisce giù al limite dell'area di rigore, sarà calcio da punizione per la Golbet. Davanti alla palla! I cartellini vanno a pianista lei se c'avete, oh! Non ti sei scordato i cartellini, oh! Rimanete. Dani! Marco, Aristo 57. Va dentro Enrico! Attaccati! Si aspetta soltanto il fischio del direttore di gara che arriva adesso. Princigalli sul pallone, a uno schema, arriva Tubani di prima intenzione con il destro, corpo all'indietro altissimo, il tiro di Andrea Tubani e anche arriva la ripartenza di Piras, fermato. Anniballi, Tubani viene fermato in maniera regolare secondo il direttore di gara, pallone in avanti per Roberto Roberti che fa la sponda per Piras. Morezzi ci mette la punta del piede, Princigalli la tiene viva, salta benissimo Princigalli, l'avversario entra in area di rigore, poi mette una toppa Bertesci spazzando il pallone più lontano che può. Terzo calcio d'angolo in favore della Golbet. Salgono le torri, sale anche Stufa che ha avuto l'occasione del vantaggio prima sul cross, pallone lungo sul secondo palo per Princigalli, anticipo di testa della difesa, Garofalo si accontenta della rimessa laterale, fa posizionare i suoi, movimento di Morezzi, eccolo servito, cabina di regia, Morezzi, Stufa. Golbet Calciotto che sta gestendo diciamo l'80% del possesso del pallone in questo avvio di stagione. Stufa pensa addirittura al destro da posizione lontanissima, destro ribattuto, Carboni di prima intenzione dentro per Princigalli che prova con un numero ad andarsene, deve uscire Gropescu con i pugni, pallone ancora vivo per Morezzi in mezzo a due avversari, Garofalo, cross raso terra sul primo palo, capisce tutto la retroguardia del Peperino Calciotto che adesso è già dall'altra parte del campo, c'è il taglio di Roberti, invece il tiro da posizione impossibile, si allunga o para, si fa vedere anche il Peperino. Ragazzi concentrati. Dai. Calcio d'angolo, il primo per il Peperino Calciotto. Sulla bandierina c'è Giancarlo Lorenzi, va con il destro sul secondo palo Anniballi, il pallone per Giovannetti, prova a fare la sponda con la testa, il numero 10, pallone che non arriva comunque ai suoi compagni. Ancora Giovannetti sulla sinistra, anzi scusate, Anniballi. Prova a rientrare con il destro su Tubani che lo costringe a andare ancora verso l'indietro. Ancora Anniballi. Giovannetti sulla sinistra. Pallone regalato praticamente a Princigalli, può ripartire la Golbet Calciotto in contropiede, accelera Princigalli, il pallone per Morezzi, ottima sponda di Morezzi e poi arriva sul pallone Stornelli, ottima la risposta di Gropescu. Bravo Mauro! Bravo Mauro, mostro! Rimane anche Dolorante a terra, Gropescu, autore di due strepitosi interventi, per ora stanno salvando il risultato, non riesce a trovare il gol del vantaggio la Golbet Calciotto, anche se sta meritando in questo avvio di gara. Devo farli, Matteo, però stai 0-0. Poi sbagliavi, poi lo sbagliavi. Quanto meno stanno giocando?
corner, il quarto per la Golbet che li ha battuti tutti fuori. Adesso prova a metterla invece all'interno dell'area di rigore. Roberti tra due avversari prova a lottare con Stufa che commette fallo ai danni del numero 9, capitano del Peperino Calcio 8. Punizione, Giovannetti pensa in un primo momento a battere di fretta, non trova compagni liberi, preferisce non gettare in avanti il pallone. Morezzi recupera il pallone, Princigalli si porta la sfera sul sinistro, va a giro a cercare il palo lungo. Nessun problema per Gopescu che poi chiama i suoi all'attenzione. Circa il terzo pallone perso malamente all'interno del cerchio di centrocampo. Il calciotto può essere fatale, un pallone perso in quella zona. Roberti. Scorre Lorenzi, Roberti non lo serve. Conquista però la rimessa laterale. Bertesci sulla battuta con le mani. Morezzi. Tubani può correre, Piras ancora in chiusura sul numero 7, pallone che resta in campo. Princigalli, Andrea Tubani, finta di tiro con il destro, poi arriva Morezzi con il sinistro, palo dell'ex Bacci Immobiliare che si presenta così al suo esordio con la maglietta della Golbet. Concentrati, concentrati. Sfortunata anche la Golbet Calcio 8. Sono ben 3 le palle gol adesso, mentre Princigalli recupera un pallone sanguinoso, poi Tubani abbassa la testa, va con il sinistro in mezzo, stop di petto, poi con il tacco. Azione bellissima della Golbet Calcio 8 che si porta in vantaggio al 23esimo minuto del primo tempo. Tutti ad abbracciare Stornelli, ma anche l'assist di Princigalli è stato da sogno. Bravo Rollo, buon Harry. Bravo Prince, bravo mostro. Si sblocca al 23esimo la gara, con la Golbet in vantaggio meritatamente qui al Circolo Sport City. Bene, va bene, basta fischiato, non facciamo. Non perdiamo tempo. Sul pallone Anniballi. Si stacca quindi Roberto Roberti. Proverà addirittura la conclusione in porta. Anniballi, numero 8, prende la rincorsa. Rincorsa lunga, 2 uomini in barriera Ovara, ma siamo veramente distanti dalla sua porta. Parte Anniballi con il destro forte e teso a cercare la deviazione all'interno dell'area di rigore. Deviazione che però non avviene, quindi può ripartire addirittura la Golbet in contropiede. Pallone troppo lungo per Stornelli. Roberti. Raddoppiato immediatamente, gioca benissimo la Golbet Calcio 8 che vuole subito chiudere l'incontro. Prova. C'è il cartellino giallo qui per Giovannetti che in ripartenza ha fermato il numero 20 della Golbet. Stufa, mentre c'è qualche discussione tra Tubani e Roberto Roberti dentro al campo. Lasciamo l'intemperanza di Tubani. Questo momento non ha colpa, diciamo tra virgolette. Roberti si è lamentato con il direttore di gara per le troppe accuse da parte di Andrea Tubani verso il direttore di gara. Piras, Giovannetti, Anniballi, con Anniballi supera il cerchio di centrocampo, vicino a lui Giovannetti. Anniballi pensa al cross in mezzo, lo effettua adesso su Piras che con il destro va addirittura da Princigalli che sta giocando un'ottima partita. Ancora Princigalli mantiene il possesso della sfera. Daniele Stufa,
Ottima prestazione anche da parte del numero 16 Carboni. Pallone in avanti verso Tubani che insiste, va a recuperare un ottimo pallone. La rimessa laterale è per la Golbet Calcio 8. Direttore di gara che indica la porta di Gropescu. C'è il secondo cartellino giallo della gara, sempre in casa Peperino. Garofalo batte la rimessa laterale. Carboni a seguire Stufa. Quindi Carboni, Stufa, Princigalli, Tubani anticipato da dietro. Stufa, Carboni, Garofalo, qualche problema nello stop, comunque mantiene incollato il pallone ai suoi piedi. Carboni, Stufa, Carboni, non si intendono i due, il pallone rimane in campo. Ottimo intervento di Garofalo, preso in controtempo, riesce in scivolata a tenere viva la sfera. Poi Carboni spinto da dietro, calcio di punizione. Carboni chiama larghissimo il pallone Princigalli, è proprio indirizzato verso il numero 23, non riesce nel controllo. Poi Anniballi, ottimo dribbling tra Stornelli e Princigalli. Ancora Anniballi, messo giù, calcio di punizione conquistato dal numero 8. Giusto, fischiato, va bene. Occhio qua. Tubo. Calcio di punizione. Andrà in mezzo il Peperino Calcio 8, punizione che arriva da circa 1 metro dalla rimessa laterale, forte e teso, la deviazione, si distende Opara, non c'è bisogno, si chiude il primo tempo, risultato di 1-0 per la Golbet Calcio 8 che ha sbloccato il risultato con Princigalli. Partita che riprende con il vantaggio della Golbet Calcio 8. Golbet Calcio 8 che ha fatto entrare qui sotto la nostra postazione con il numero 19 Stefano Carboni. E anche con la maglia numero 10 Tiziano Galassi. Mentre rimangono Stornelli e Princigalli in avanti, con Andrea Tubani sulla destra. Galassi, Tiziano che si posiziona a centrocampo sulla sinistra. Stornelli va a ricoprire il ruolo di Morezzi che ha abbandonato il campo dopo la prima frazione di gara. Ottima prestazione comunque quella del giocatore con la maglia numero 20. Carboni. Sterbini. Stornelli. Sterbini. Sbaglia l'appoggio Galassi. Ne approfitta con la maglia numero 11 rossa Bertesci. Sotto la nostra postazione punta Galassi. Peperino Calcio 8 che gestisce il possesso della sfera, una delle rare volte della neopromossa che si trova come prima avversaria nel suo percorso di Serie A, sicuramente come detto in precedenza una delle favorite al titolo.
Stornelli, Garofalo, Sterbini, sulla sinistra riceve Stefano Carboni che a campo per correre, va Carboni, attacca la linea di fondo, uno sguardo al centro, il traversone un po' arretrato, troppo arretrato il raso terra, preda facile per la retroguardia del Peperino Calciotto. Anniballi, pressato, rischia e poi mette in fallo laterale il pallone, numero 5. Sull'arrivo di Princigalli, ottima prestazione da parte del numero 23, scusate. Non si sente per ora la mancanza di Matteo Monteforte. Sterbini trascina fuori la sfera. Scuote i suoi ceraldi. Dai, siamo lunghi, Dai, va bene, vieni. Calcio di punizione, caduto a terra Massimo Fonzo. Punizione da ripetere secondo il direttore di gara e cartellino giallo per Andrea Tubani. Lo sai com'è, no? Oddio Andrea. 27 anni che gioca e fa il cazzo all'arbitro. Boni. Cazzo, porca troia. Piras, Giovannetti, passaggio in verticale per Roberti, capisce tutto Daniele Stufa, poi pallone perso velenoso sulla sinistra, Tubani commette fallo, calcio di punizione nei pressi della linea laterale, a commetterlo è ancora Tubani, ammonito qualche istante fa dal direttore di gara. Roberti sul punto di battuta, 2 uomini in barriera per Opara. Per ora protagonista in una sola occasione quando sono trascorsi 30 minuti all'incirca. Ha iniziato il secondo tempo da 5, parte Roberti con il destro sopra la traversa. Nessun problema per Manuel Opara. Dai, svegli! Dai raga, dai! Stornelli domestica benissimo il pallone. Stufa. Princigalli prova la sponda per Tubani che si ritrova addosso il pallone, poi ancora Tubani fa sportellate al limite dell'area di rigore. Alla meglio la Golbet con Princigalli. Galassi pensa alla conclusione, ancora Galassi va sul sinistro, non trova varchi, deve ricominciare tutto quanto, lo fa andando bene da Daniele Stufa sulla corsia opposta. Stornelli, Galassi, doppio passo di Galassi che conquista il calcio d'angolo, il primo della ripresa. Va Galassi con il sinistro, taglio di Stornelli che poi si riposiziona all'interno dell'area di rigore sul dischetto. Tubani fuori insieme a Stefano Carboni. Calcio d'angolo battuto sul secondo palo, sfila la sfera. Prova a passare ma non è così Stefano Carboni, ma recupera immediatamente la sfera la Golbet Calciotto concedendo soltanto la rimessa laterale. Ottimo stop della ripartenza del Peperino. Bertesci, taglio in verticale, pallone a cercare la testa di Roberti, non trova spazi. Princigalli, doppio palleggio con il sinistro, poi apertura sulla corsia di sinistra, Galassi non riesce a passare, rimessa laterale, rimane comunque in zona d'attacco la Golbet. Princigalli, Tubani con molto spazio, prova un sombrero, poi con la suola si sistema il pallone, doppio batti e ribatti, Peperino che riparte con Bertesci. Ancora il numero 11, pressato da Stornelli, va al centro ma c'è solo il numero 6, ovvero Mirko Sterbini che serve Princigalli. Sta arrivando sulla sinistra Carboni, viene fermato Princigalli da Roberto Roberti, secondo il direttore di gara fermato in maniera regolare, si scambia il 5 con Bertesci, soltanto accenna qualche protesta il numero 23.
Ottima prestazione la sua. Bertesci, centrale, Roberto Roberti, uno dei migliori marcatori in Serie A2 del girone Calasanzio. Bertesci combatte spalla a spalla con Princigalli che se ne va benissimo, poi viene fermato all'ultimo da Valerio Conti, che sta avendo vita difficile ma se la sta cavando finora in una maniera ottimale. Piras, Anniballi. Bertesci invoca il pallone sulla corsia di destra, lo riceve in questo momento, punta Galassi, poi Anniballi pensa al tiro. Bertesci, Conti, Bertesci, Roberto Roberti, pallone regalato a Princigalli, poi torna sulla sfera Roberti. Bertesci vince un rimpallo, Princigalli non molla, finisce giù, poi Roberto Roberti calcia verso la porta, colpisce soltanto il corpo di Princigalli. Galassi predica calma, adesso il numero 10 Daniele Stufa, pallone in verticale per Tubani che arriva prima di Piras, ancora Tubani raddoppiato sulla corsia di destra, non si passa da quella parte. Stufa, pallone in avanti, Princigalli non riesce a farla scorrere, pallone che si alza a campanile. Anniballi, ripartenza da Peperino, il pallone in verticale, Opara chiama la palla, la fa sola. Sterbini, Stufa, campo Stufa sulla destra, Galassi, cerchio di centrocampo, Galassi, pallone in avanti, fallo commesso a danni di Stornelli che finisce dolorante a terra. Guardami! Tre uomini in barriera per Gropescu, arriva il fischio del direttore di gara. Tubani va morbido con il destro a superare la barriera, c'è la deviazione, pallone che rimane in possesso della Golbet, rovesciata, sfera che resta lì, Gropescu in calcio d'angolo sul tiro di Princigalli. Secondo corner in casa Golbet, battuto, pallone che filtra all'interno dell'area di rigore, finisce addirittura dal lato opposto del campo. Rimessa laterale Golbet. Tubani. Stufa. Stornelli. Ancora Stornelli, toccato, non finisce giù, quindi si può proseguire per il direttore di gara. Carboni va con il sinistro sul primo palo, allontana la retroguardia del Peperino. Princigalli con il petto, spinto rimane in piedi il numero 23, arriva il raddoppio di marcatura. Princigalli conquista un calcio d'angolo d'oro in quell'occasione mentre rientra Morezzi. Noi siamo giunti quasi a metà della seconda frazione di gara, è rientrato Morezzi che va a battere il calcio d'angolo sul secondo palo. Roberto Roberti, Morezzi gli strappa via il pallone e conquista il secondo angolo consecutivo. Salgono Stufa e Stefano Carboni, entrambi sul palo lungo. Princigalli taglia verso il primo palo, il traversone è sul secondo, non può arrivarci Stufa. Sterbini, eccolo Stufa, lascia scorrere il pallone. Galassi di prima intenzione, cambia gioco verso Tubani che con il destro al volo, stoppa di petto, conclude, pallone alto.
Lorenzi. Cambio gioco sulla fascia sinistra, Stufa di testa. Morezzi difende con il corpo. Galassi a memoria in zona Carboni, fermato. Galassi si libera di Roberti, poi ancora Galassi. Roberti gli leva il pallone, va con il destro di piatto. Para si distende, nessun pericolo per il portiere che indossa la maglia arancio questa sera qui allo Sport City per la prima gara della Lega Calcio 8. Morezzi, Tubani, salta Piras, fa secco anche un altro avversario che lo strattona da dietro. Ma che sei ritardato? È da fuori, ragazzi, è da fuori, È da fuori, Arriva puntuale il giallo per Giancarlo Lorenzi, trattenuta su Andrea Tubani. Questo è giallo, è quello prima che gli contesta. Che è successo? Andiamo, là! Il secondo giallo per Lorenzi, che è costretto quindi a abbandonare il terreno di gioco. Espulsione quindi per il numero 2 e Peperino Calcio 8 che rimane in 10 uomini. Tranquilli però, Si complica la storia per il Peperino, 1-0 in svantaggio e anche con un uomo in meno. Si riprende adesso la gara con Morezzi in possesso della sfera. Galassi va con il sinistro, cercare una via tra un tiro e un cross, non arriva sul pallone Tubani. Gropescu con le mani, ha qualche difficoltà a rimettere in campo il pallone. Anniballi, Bertesci, va Bertesci, conclusione con il destro, lascia scorrere Mirko Sterbini, messa dal fondo. Carboni, servito da Opara. Sterbini, Stufa, Galassi, va al lancio in avanti verso Princigalli. Si lamentano di un fallo con la mano i giocatori del Peperino, sarà semplice rimessa laterale. Sterbini, Stufa, pensa al tiro, Morezzi, ancora Sterbini, Morezzi, lì vicino Galassi, può correre sulla corsia di sinistra Sterbini, pallone messo in mezzo malamente da parte del numero 19, non riesce a chiudere l'incontro la Golbet Calcio 8. Roberti, Galassi, Princigalli, Tubani giocano molto bene due, va Tubani con il destro, miracolo sulla linea di Gropescu con i piedi. Solo un gol. Sempre il solito Morezzi a incaricarsi della battuta del corner, va Tubani con il destro di prima intenzione, arriva al gol del numero 7, 2-0 Golbet Calcio 8. Cambio in casa Golbet, entra Edoardo Maroder con la maglia numero 4,
al posto di Andrea Tubani, che ha appena siglato il gol del 2-0, gol che forse chiuderà qui l'incontro, anche perché il Peperino Calciotto, ricordiamo, è in 10 da circa 5 minuti, causa la doppia ammonizione di Giancarlo Lorenzi, che ha dovuto abbandonare il campo dopo il fallo su Andrea Tubani, mentre Vertesci prova la conclusione ribattuta, pallone termina oltre la linea di fondo. Stufa, Galassi, finta di Galassi che se ne va molto bene dal pressing di Vertesci, pallone aperto sulla destra per Maroder, un pizzico lungo per il giocatore appena entrato in casa Colbert. Vertesci si è spostato al centro di centrocampo, lui che ha giocato per tutta la gara largo a destra. Il suo ruolo lo sta ricoprendo Massimo Fonzo in questi ultimi 7 minuti di gara. Princigalli, ottimo il passaggio sulla sinistra per Carboni. Roberti parte da solo, ma è troppo isolato il numero 9, si deve fermare, poi se ne va con un tunnel elegante a Princigalli, poi non si intendono i due, pallone recuperato da Morezzi. Princigalli, è partito Carboni sulla sinistra, il pallone invece è a destra per la Colbert Calciotto, ancora con il numero 23 Princigalli, trova il gol del 3-0. Ancora la Colbert Calciotto fa male e trova il gol che, diciamo, chiude l'incontro. Ricordiamo, in superiorità numerica, il gol, scusate, è del numero 10 Galassi. Stefano, occhio, gioca a centrocampo però, Stefano. Ok. De Marco è entrato sul terreno di gara per questi ultimi 5 minuti. Galassi prova a far filtrare il pallone, esce un ottimo Princigalli, entra in campo Alessio Anghelè. Dai raga, concentrati, Piras, Giovannetti, liscio di Galassi del tackle. Roberto Roberti parte, pallone per lui, va con il sinistro, da dimenticare ancora la conclusione del numero 9. Pallone scaraventato in avanti, ancora Piras, dietro per Gropescu, deve liberare il pallone al più presto. È arrivato il disturbo da parte dei giocatori della Colbert, che adesso devono amministrare soltanto 4 minuti il pallone con Morezzi. Carboni, Anghelè, entrato sul terreno di gara, tocca il suo pallone, il suo primo pallone adesso con il mancino. Galassi, l'autore del gol del 3-0, va con l'esterno. Daniele, Mauro, abbassate un pochettino insieme a Stefano. Esce Stufa ed entra in campo con il numero 99 Tommaso D'Anversa. Mettiamoci bene però, dai, boh.
Pallone recuperato Galassi, D'Anversa non arriva sul pallone, non controlla, si allaccia allo scarpino destro. Il numero 99 che sta ricoprendo in questo finale di gara il ruolo di prima punta. Pallone in avanti, Angelè, forse con un braccio è regolare per il direttore di gara, Morezzi. De Marco, Morezzi, appoggiato da Carboni, Morezzi va al lancio lungo, preciso per D'Anversa, non riesce ad arrivare sulla sfera. Eccolo Tommaso D'Anversa, si può girare, combatte all'interno dell'area di rigore, va con il sinistro in calcio d'angolo Gropescu. Sempre D'Anversa, al limite dell'area, scambia il tiro, Gropescu tiene lì la sfera in due tempi. Bravi, va bene Tommy, buone Ale, intensi. Angelè non aumenta il pressing, Anniballi, pressing costringe all'errore i ragazzi del Peperino Calcio a 8, Morezzi, Galassi, Angelè, allarga per De Marco, va con il destro, piattone del numero 8 che non trova però il gol facile, la presa per Gropescu, sicuramente uno dei migliori, poi Giovannetti, tunnel a De Marco, calcio di punizione. 60 secondi al termine della prima sfida di campionato per entrambe le formazioni. Ricordiamo quella precedente è finita con il risultato di 2-2 tra Atletico Fiumicino e Hammers FG Consulting. Angelè, Galassi, ora Galassi non perde il pallone, prova il dribbling, Anniballi prova a strappargli la sfera, Angelè va centralmente a cercare D'Anversa, pallone che termina in rimessa laterale, ultimi 20 secondi della sfida. Rimessa laterale, pallone per il Peperino Calcio 8 che calcia in avanti, un'occhiata all'orologio da parte del direttore di gara che fa proseguire questa azione della Golbet con Galassi che ricomincia tutto quanto da dietro, da Carboni, Sterbini, centralmente Angelè, spazio anche per calciare, allarga sulla sinistra per De Marco. Ancora De Marco, vuole andare lui in azione solitaria, poi scarico per D'Anversa, ai limiti dell'area di rigore, D'Anversa prova a mettere il pallone al centro, ribattuto, rimessa laterale Golbet, quando siamo veramente agli sgoccioli. Rimessa laterale all'interno dell'area di rigore a cercare Tommaso D'Anversa che prova a girarsi, miracolo di Gropescu ancora sulla linea. Angelè, pallone ribattuto, ancora corner, battuto per D'Anversa che si gira con il destro, elegante stop di petto, apre il piattone il numero 99, 4-0 Golbet. Ricordate sempre quello che ti ho detto, Tommaso. Ricordatelo sempre. 4-0 è cambiato quindi il risultato e sul gol di Tommaso D'Anversa si chiude anche l'incontro, inizia in modo eccellente la Golbet Calcio 8 4-0 sul Peperino.